Bentrovati in questo grande speciale dedicato alle Olimpiadi di quartiere 2010. Il Latte Dolce festeggia in questi 27 anni di Olimpiadi di quartiere 2010 a Sassari, insomma una grande giornata per partire e per raccontare ciò che succederà. La partita tra la Nazionale Artisti Sardi e le vecchie glorie della Torres Calcio insieme per questa grande partenza di Olimpiadi di quartiere. E allora qui inizia il nostro viaggio, il nostro percorso che ci porterà poi fino al 26 di giugno. Insomma, seguiremo tutta la manifestazione su Teleregione Sardegna. Questo cosa fa su Teleregione, mi raccomando. È una bellissima partita, penso che sia un bel regalo per il quartiere del Latte Dolce, ma non solo, ma anche per la città di Sassari. Incontrare così tante persone, in particolare le vecchie glorie della Torres, per il quale hanno dato tanto per la città di Sassari, ma soprattutto per la Nazionale Artisti Sardi. Questi giovani che danno tanto per l'Italia e anche oltre. Che dice Don Vittorio? Giovani danno tanto per l'Italia. Sì. Perché queste sono persone che possono dare tanto, insomma. Certo, poi noi avremo modo di vederci ancora perché sarà un lungo percorso in occasione di questa apertura, lo ricordiamo, delle Olimpiadi di quartiere. Benissimo. Ci vediamo dopo, Don Vittorio? Assolutamente sì. A dopo. A dopo. Ciao. Io intanto mi trasferisco. Coach, come stiamo andando? Ma guarda, stiamo vedendo veramente delle giocate importanti, sembriamo al Santiago Bernabéu di Punti. Hai sentito che ha detto Don Vittorio? Ha detto questi giovani, sì, questi che fanno grande l'Italia, Nazionale Artisti Sardi. E vabbè, il prete si sta drogando, non è, non è che è colpa mia. Non è vero. Non è neanche, un po' di serietà. So che al Latte Dolce gira roba buona. Ma cosa stai dicendo? Parliamo. Allora, Umberto Graziano, il presidente della Nazionale Artisti Sardi. Nazionale Artisti Sardi, mi sembra una buona partita. Sì, è sicuramente un momento sociale importante, un momento di grande aggregazione che il quartiere in questo momento ha bisogno in una fase così sociale. Umberto, dell'inquinamento atmosferico. Umberto, allora io farei una cosa, sì, tu che comunque hai la possibilità e puoi farlo, perché insomma essendo anche il coach che è presidente della Nazionale Artisti Sardi, penso che come te sai tu lavo anche le magliette, non so lavi anche le magliette, insomma io penso che tu possa farlo per che so entrare magari in campo e fare anche una domanda semplice a uno di questi vecchi signori delle vecchie glorie della Torres che stanno giocando. La velocità del gioco è tale per cui io vedo che l'incolumità dell'operatore sarebbe a rischio, per cui non consiglierei andiamo in telecronaca. Cosa sta succedendo intanto? Sta succedendo che insomma quando li controllo sicuramente giocano meglio, ecco il lancio su Trudu che è una velocità, ma Mancosu copre benissimo e il nostro portiere Agranfa la palla in presa, Agranfa che è un termine calcistico noto, ecco la palla in presa. Questo è Zanna, il batterista di Piero Marras, adesso del nostro... Ecco, intanto scusa, Daniele scusa, siamo in piena partita, come va? Bene! Sei tranquillo, vai, è tranquillo, vieni qui, mister, come stiamo andando? Siamo con il mister, nome e cognome? Mario Pinna, ex giocatore. Mario Pinna, ragazzi, qui abbiamo Mario Pinna, vecchie glorie della Torres, grande torresino, ma un po' di partite ve le siete fatti, Io? Io sono stato anche a Nazionale C, guarda. Porca miseria. Ho giocato in Serie C col Carbonia, con la Norese, con l'Alghero in quarta serie, col Sorso in quarta serie, per cui ho fatto oltre 500 partite. Insomma, però la Torres è rimasta... È quella del cuore, non ci allora, caro Mario Pinna, caro mister, parliamo di queste vecchie glorie della Torres, che quando ci sono manifestazioni di questo tipo siete sempre presenti, perché è giusto che sia così. Qual è l'emozione di continuare a giocare? L'emozione di continuare a giocare perché di tradizione purtroppo ce l'abbiamo nel sangue, per cui anche a una certa età noi abbiamo giocatori che hanno 65-66 anni e sono ancora presenti come vecchi lettori. Poi abbiamo Paolo Morosi che è stato una colonna della Torre, certo, come Costanzo Dittori, Cogene, Trudu, sono dei giocatori che hanno fatto Roberto Enna, giocatori che hanno fatto la differenza. Vado un attimino da Trudu che sta giocando, vieni così lo disturbiamo. Oh Trudu, scusa Trudu, caro Trudu, stai un po' in movimento, come va? Senza fiato. Come mai? Vecchiaia.
Allora, come stiamo andando con questa partita? Vieni che così ti distolgo e così ti facciamo perdere. Vieni qui, Trudu. Vieni qua che ti distolgo. Parliamo di cose serie come l'emozione di trovarsi. Così lo distolgo, ragazzi, lo distolgo. Trudu, come va? Benissimo, benissimo. Allora. Tanto siamo qui in campo, va bene. Poi per questa partita qua, per la verità, va benissimo, siamo troppo contenti. Probabilmente vinceremo, sento questo.